Con Paolo Podiga nel tempio dello sport italiano, no? In una città, quella di Roma, che veramente racchiude tutta l'essenza di questo popolo che è in mezzo a mille difficoltà, però poi dal punto di vista sportivo mi pare che l'insegni ancora a tante altre nazioni. Paolo Podiga. Roma è sempre una bellissima città, è affascinante, caotica, ma ha grande storia ed è una città che tutti ci invidiano nel mondo. Noi abbiamo la fortuna di averla, io ci vengo dall'età di 9 anni, per cui è stata la mia prima trasferta dalla Sardegna in continente a Roma negli anni 69-70 per fare le prime gare di judo, e da allora mi sono innamorato e devo dire ci vengo sempre molto volentieri, specie in queste occasioni dove c'è stato il convegno annuale dell'ANSES nazionale, dove si tira un po' le file sul lavoro fatto, e la Sardegna, come in tutte le altre edizioni, è stata comunque una di quelle che ha più utilizzato questi argomenti per andare nelle scuole, per stare vicino ai giovani, per andare nelle sale delle amministrazioni, in consiglio regionale col premio ANSES nazionale. Tutta un'attività che permette al nostro movimento, alle nostre esperienze degli stellati, di metterle a disposizione dei dirigenti del futuro, che saranno i giovani. Sardegna che diventa anche capofila, l'ha detto anche il presidente Conforti, nei confronti di altre regioni che probabilmente sotto la vostra egida, o meglio il vostro esempio, stanno iniziando a muoversi un pochino meglio. Paolo, passami l'espressione. Sì, anche perché noi abbiamo impostato tutto come nostra cultura sportiva, quella di utilizzare questi argomenti e questi slogan che ogni anno mettiamo in campo a livello nazionale, per svolgere un'effettiva attività a 360 gradi, e non solo per portare un messaggio che poi rimane fermo a un convegno con poche persone. Noi abbiamo deciso di andare con i giovani, andare nelle scuole, continueremo su questa strada, sempre andando a trovare anche quelle realtà che sono periferiche all'interno della nostra isola, che hanno difficoltà ad avere delle iniziative come queste, e che a noi fa piacere invece portare da loro testimoni sportivi che raccontino le loro gesta. E noi ne approfittiamo perché dietro abbiamo il pugilatore a riposo, ma è un riposo breve, perché è sempre sul pezzo, e naturalmente buon 2025, perché ci sono tante cose in itinere che avremo il piacere di raccontarvi. Grazie Paolo Podiga. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci seguono e ci ascoltano in questi bellissimi filmati che poi troverete sulla rete, che ci danno grande lustro e grande visibilità.